Buonasera, qualche riflessione sul Mose a bocce ferme, anzi diciamo a dighe mobili ferme, dopo quanto è accaduto sabato, finalmente, dopo anni di attesa, il sollevamento di queste grandi paratoie e Venezia che è rimasta all'asciutto. Intanto vorrei fare un blob di tutte le dichiarazioni e le interviste che abbiamo fatto negli ultimi anni, anche recentemente, con coloro che dicevano il Mose non funzionerà mai. Un dato di fatto è che invece ha funzionato e ha smentito tutto questo pessimismo, questo catastrofismo. Ovviamente bisognerà vedere d'ora in poi come sarà attivato, quando sarà attivato. Ci sono già polemiche perché oggi Piazza San Marco si è allagata, perché il Mose sale solo con i 130 centimetri di acqua alta. Insomma, siamo abituati a polemiche anche molto strumentali e molto politiche e poco obiettivo. Vorrei dire che intanto sabato non è stato un giorno storico, hanno detto è stato un giorno storico, no, è stato un giorno normale, storico, è stato il ritardo con cui questa opera è stata messa in funzione. Dopo tutti i soldi che sono stati spesi, 5, si dice addirittura 6 miliardi, dei quali molti sono stati rubati dai ladroni. E diceva bene Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, è stato l'unico a dirlo. Il problema vero è che è stato fatto partire troppo tardi e siccome era una mangiatoia bassa, tutti coloro che hanno rubato hanno fatto in modo che si ritardasse sempre ulteriormente per poter continuare a foraggiarsi illegalmente. Ma ora il Mose finalmente è in funzione e si spera che d'ora in poi si sollevi tranquillamente, senza che ci siano problemi, ma basterà poco perché un guasto della sabbia negli ingranaggi, nelle cerniere, insomma, si è detto di tutto e di più su quello che potrebbe accadere. Sta di fatto che i veneziani che stanno al pian terreno finalmente hanno festeggiato, perché quelli che stanno ai piani alti o stanno a Mestre se ne sono sbattuti tranquillamente in questi anni senza mai auspicare che il Mose funzionasse, anzi dandoci contro. Gli stessi veneziani del centro storico hanno poche volte auspicato l'inizio di questa opera gigantesca di ingegneria idraulica che tutto il mondo ci invidia. Allora a questo punto il Mose finalmente ha funzionato, facciamo in modo che continui a funzionare e che possa proteggere Venezia in qualsiasi situazione. Certo, ci saranno momenti in cui le acque alte saranno eccezionali come quella dell'1,87, ci saranno momenti difficili, la manutenzione costerà moltissimo, ma quanti soldi vengono buttati in questo Paese? Noi speriamo di avere i 209 miliardi del Recovery Fund. Come saranno investiti, visto lo sperpero di risorse che c'è stato finora su molti versanti? Allora speriamo che funzioni definitivamente, che Venezia resti all'asciutto come in queste immagini. Guardate, Piazza San Marco all'asciutto sabato, oggi era allagata, la Basilica dovrà aspettare 6 mesi per essere messa in sicurezza. Vedremo, l'importante in questo Paese è partire, l'importante è fare le cose, anche sia pure in ritardo, sia pure dopo il marciume, le ruberie e le inchieste giudiziarie che per fortuna hanno individuato i colpevoli di questo sfacelo. Cos'è il dato veramente importante del Mose oggi? Che è l'immagine, la metafora di un'Italia che vuole cambiare, che vuole ripartire, che vuole risollevarsi, il Veneto in particolare, no? Queste dighe mobili che si alzano, sono un po' proprio la fotografia di un'intera popolazione che dopo quello che ha passato, sia per le calamità che per questa tragedia del Covid, vuole ripartire. Ecco, queste porte si sono sollevate, speriamo che tutto il Paese, tutto questo territorio possa giovarsene, possa con questo proprio dare via ad una fase di rinascita. Viva Venezia!